Spintoni e slogan scanditi davanti alla stazione ferroviaria, dove è stato necessario l'intervento di forza dei poliziotti per sgomberare gli attivisti che impedivano la partenza dei bus navetta dei visitatori della Fiera dell'Oro inaugurata ieri. È il momento di maggiore tensione durante la giornata organizzata dai componenti di Vicenza per la Palestina, un raggruppamento di associazioni, sindacati di base e centri sociali che hanno voluto manifestare contro la presenza di imprenditori israeliani al prestigioso evento di caratura internazionale. Abbiamo bloccato la navetta come gesto simbolico per interrompere la normalità che sta attorno alla Fiera dell'Oro, per denunciare il fatto che non è accettabile essere complici con l'economia di guerra israeliana. La giornata di protesta era iniziata presto con la realizzazione di un'installazione all'ingresso della fiera che simulava un posto di blocco a Gaza. Verso le 11 poi un corteo si è snodato dalle vie del centro in Viale Roma per raggiungere la fermata dei bus con un messaggio preciso. Ci rivolgiamo alle istituzioni locali, al governo. Sappiamo che già molte sanzioni sono state fatte sia nei confronti dell'Iraq che nei confronti del Venezuela. Niente invece è stato fatto su Israele, per cui il nostro appello è verso le nostre istituzioni. Quello che noi chiediamo al Comune è che sia conseguente, se dice di essere rispettoso dei diritti umani e del diritto internazionale, e Israele venga escluso da tutte le fiere che organizza come socio. Il commercio dei diamanti è uno dei principali commerci che Israele ha per quanto riguarda anche il finanziamento anche del genocidio che sta compiendo, e per questo motivo abbiamo deciso di creare queste iniziative, una giornata piena di iniziative il 17 gennaio, tra cui appunto il blocco della strada principale dove avevamo fatto un checkpoint. Nel pomeriggio una cinquantina di attivisti sono tornati nei pressi della fiera in via della Siderurgia per un sit-in durato fino all'imbrunire. Noi vicentini e vicentine e comunque a tutte le persone che oggi entreranno in fiera stiamo dicendo che all'interno della fiera ci sono dei padiglioni che sono collegati commercialmente, economicamente con Israele, perché hanno la sede a Tel Aviv o hanno comunque dei contatti, e questo a noi non sta bene, e per questo siamo qui a dire che questa cosa a noi non sta bene.